Marco Aime, lei è docente di antropologia culturale a Genova e autore di una riflessione anche molto originale, quella appunto che fa associare l'azzardo alla finanza e li definisce una stregoneria moderna. Quali sono gli stregoni di oggi? Sì, di fatto quando noi parliamo di stregoneria o di credenze di stregoneria pensiamo sempre a persone che si affidano allo stregone o al mago perché questa figura manipoli delle forze che loro non conoscono per ottenere successo economico, in amore o in altri campi. E di fatto se noi oggi pensiamo a chi gioca in borsa o chi mette i soldi a disposizione, ci sono molte analogie. Di fatto diamo dei soldi a qualcuno che opera e quindi conosce delle forze, un linguaggio che noi non conosciamo. E d'altra parte vediamo anche che il linguaggio della finanza è piuttosto oscuro, misterioso, con termini spesso sconosciuti ai più, c'è una tale ampia probabilità o tale incidenza del caso che fa sembrare una similitudine con la credenza nella magia o nella stregoneria. Abbiamo anche un colore, se vogliamo un simbolo, no? Il verde, che è sia il verde dei soldi che anche dei tavoli di gioco, ma anche della speranza, il simbolo della speranza. Sì, il verde è un colore che ha una storia strana, è un colore che è sempre stato ritenuto poco affidabile proprio nella sua essenza, perché è difficile fissare il verde tende a sbiadire. Non a caso è da un lato il colore anche appunto dell'azzardo, del rischio, non si sa bene come va a finire. I tavoli da gioco sono verdi, il tappeto verde, il biliardo è verde e anche il dollaro è verde, che è il simbolo della finanza. Dall'altro è anche vero che poi il gioco, l'azzardo fanno sempre sperare di vincere, per cui poi per traslazione il verde diventa anche il colore della speranza, però non dimentichiamo che l'espressione italiana essere al verde vuol dire anche aver finito tutti i soldi. Ecco, l'azzardo è stato definito la malattia degli stupidi, forse potremmo ribattezzarla la malattia dei fragili. Siamo tutti un po' in balia del rischio di sperare e idealizzare dei miraggi irraggiungibili e credere di poterli rendere raggiungibili? Se non tutti, molti, ecco, in qualche modo si aspira sempre a ottenere qualcosa con la consapevolezza che è difficile magari raggiungerlo con i mezzi soliti, consueti, e allora qualcuno forse anche un po' più fragile in questo senso prova ad affidarsi alla speranza, quindi anche alla lotteria, al gioco. Non dimentichiamo che proprio nei periodi di maggiore crisi economica aumentano gli investimenti nel gioco d'azzardo, quindi proprio mentre vengono meno i tradizionali o consueti mezzi di sussistenza, allora si spera di ottenere fortuna in qualche altro modo. Ecco, il gioco d'azzardo è un ignoto che non spaventa, eppure appunto spezza legami, distrugge anche l'autostima. Assolutamente, è un pericolo molto grosso, anzi forse il termine gioco è persino fuori luogo, perché qui siamo tanto in un festival dove si parla di gioco, ma gioco come divertimento, come sfida. L'azzardo invece spesso non ci si diverte nemmeno, anzi, e soprattutto poi crea delle fratture incredibili, sia tra le persone, legami familiari, e sia anche all'interno dell'identità di una persona, spesso lacerata da questo anelito alla vittoria o la speranza di vittoria e magari invece una scarsa disponibilità di mezzi. Ecco, tentiamo una nuova tesi antropologica, non so se possiamo fare questo gioco questa volta. E c'è secondo lei una connessione tra la spiritualità verticale che sta venendo sempre più a mancare nella società di oggi e questo bisogno di affidarsi a forze non meglio chiarite come anche l'azzardo, o comunque a tentare la sorte, la fortuna, visto che non abbiamo più fiducia nel resto? Ma diciamo che sicuramente c'è forse una base comune. La nostra società è fortemente laicizzata, ma anche fortemente condizionata dall'utilitarismo, e come si diceva una volta non di solo pane si vive, quindi abbiamo bisogno anche di altri valori. Le strade sono molte, ecco, che possono essere una nuova fede o nuovi modi di cercare un quadrato. Chissà, forse anche tra questi, forse non certo il migliore, c'è anche il gioco d'azzardo, che però ecco, non aspira tanto a un miglioramento dell'individuo quanto a un miglioramento semmai delle sue finanze.
Ecco, le chiedo solo, come fa l'uomo ludens di una volta a non diventare un uomo illudens? Beh, l'homo ludens ciao, è appassionato di gioco, deve continuare a essere ludens. Il gioco però è anche basato e fondato su delle abilità e delle capacità, per cui io gioco ma sono anche cosciente dei mezzi che ho e delle mie possibilità di vincere. Diverso quando invece entra in campo l'azzardo, in cui entra in gioco solo o la fortuna nel migliore dei casi, o peggio se il gioco è manovrato da altri, allora subisco anche il gioco di altri. Diverso è invece il gioco vero, in cui posso mettere in campo delle mie abilità, capacità, competenze e chissà, posso anche riuscire a vincere perché sono bravo.